Siamo con Giovanna Coghetto. Giovanna, ci portiamo a casa questi 3 punti pesantissimi dal Mirabello. Sì, è stata una partita combattuta, però per fortuna ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sofferto un po', ma il gruppo secondo me ha fatto la differenza, il lavoro di squadra. Hai esordito anche in campionato dopo la Coppa, per te che sei una 2002 non è una cosa semplice. È stata un'emozione indescrivibile che ancora non riesco a realizzare, però sono contenta perché vedo che sto crescendo giorno dopo giorno con gli allenamenti e quindi sono felice. Dopo la doppietta di ieri sera avevi di certo il morale altissimo, come ci hai detto. Cosa ti ha chiesto mister De Biasi in particolare? Soffrire per la squadra e correre avanti e indietro, perché la squadra era un po' in difficoltà e quindi io dovevo aiutare assolutamente. Grazie Giovanna. Prego. Allora mister, quarta vittoria consecutiva, 12 punti in campionato, va bene così per il momento? Sì, va bene così perché abbiamo ottimizzato la gara oggi. Devo essere sincero, oggi mi sono piaciute solo dal punto di vista caratteriale perché hanno saputo soffrire, siamo state imprecise sotto porta, abbiamo fatto qualche errore di troppo in mezzo al campo in disimpegno. Merito anche del Sassuolo sicuramente perché ci hanno dato dei grossi grattacapi, sono state veramente brave a ripartire, ci hanno messo in difficoltà anche come ritmo, quindi in settimana un attimo analizzeremo quali sono le cose da migliorare anche dal punto di vista fisico, visto un po' sulle gambe, anche se comunque siamo riusciti a tenere fino alla fine. Insomma. Parlavi di ritmo proprio bene il primo tempo, nel secondo siamo calati un attimo, però non ha mai mollato questo Vittorio Veneto. Sì, questa è una caratteristica importante delle squadre, c'è l'aspetto tattico, tecnico, mentale, ma anche da un punto di vista della volontà. Io ho visto le squadre la squadra che ha tentato di ribattere su colpo, soffrendo, sapendo soffrire, quindi è una caratteristica importante che ci potrà portare, se saranno rose e fioriranno, ripeto, spero che questa sia una situazione che cambierà magari dalla prossima partita, nel senso che mi auguro di vedere una squadra più in palla e più propositiva. Sassuolo non ci ha permesso tutto questo oggi. Ti sei coperto nel secondo tempo spostando Mella sulla fascia, così hai potuto magari essere proprio coperto come si dice. Sì, abbiamo cambiato anche modulo, siamo andati Sì. con il 4-4-2 perché subivamo troppo la loro superiorità numerica in mezzo al campo e quindi abbiamo cercato di sopperire un po' con un sistema un po' più nostro congeniale per coprire un po' meglio il campo. Ci è andata anche bene, poi da ricordare un grosso intervento di Ferin che insomma, ha tenuto in piedi Due grossi interventi. Due grossi, perfetto, sì. Quindi merito a lei, il portiere io dico serve in queste situazioni, perché poi se non serve vuol dire che sei bravo, tieni la squadra avversaria dall'altra parte, quindi si è fatta trovare pronta e quindi un plauso non solo a lei ma a tutta la squadra. Magari la mancanza di Zanon non ti ha permesso davanti di fare quel cambio che volevi? Sì, non siamo il completo, questo è un ulteriore dettaglio importante, ci mancano alcune titolari, anche perché a mio avviso io, come l'ultima volta dicevo, ho 20 titolari. La mancanza di una punta rapida e veloce oggi magari poteva fare la differenza, anche perché loro magari ci lasciavano campo dietro la linea, quindi era importante avere una giocatrice di velocità, ma abbiamo comunque sopperito anche con la giovane Coghetto che oggi ha fatto la sua parte. Davanti hanno lavorato parecchio, hanno disturbato, quindi in attesa di tempi migliori intanto ci portiamo a casa i 3 punti e meditiamo un attimo sulle cose da migliorare. Siamo con mister D'Astolfo. Mister, intanto bentornata ai nostri microfoni qui a Guida ai Campionati, è un piacere sempre sentirla innanzitutto. Per quanto riguarda la partita, è un Sassuolo che ha fatto molto nel secondo tempo, ha spinto tanto, però non ha trovato il gol. Sì, io credo che abbiamo spinto anche nel primo tempo, abbiamo avuto tante occasioni, lo ripeto, adesso sarebbe facile dire perché abbiamo perso e quindi tutto il resto conta poco, si sa com'è il calcio, però io sono soddisfatta della mia prestazione, scusate, della mia squadra, sono soddisfattissima, ripeto, abbiamo creato tantissimo sia nel primo che nel secondo tempo. È chiaro che dobbiamo avere un po' più di cattiveria nel buttare dentro la palla perché quello che conta nel calcio sono i gol, però
A me la prestazione è piaciuta tanto e io credo che continuando a giocare così non possiamo non far punti, insomma, anche perché li meritiamo. Il presidente Vignotto in una battuta mi ha detto siamo ancora a fiappe in Veneto, l'ha detta che è veneta, cioè molli. Ma io non vorrei contraddire il presidente. Se si riferiva alla zona, diciamo, di finalizzazione dell'azione, alla cattiveria che ci vuole per andare al tiro, sì, effettivamente in quello siamo ancora un po' molli. Per il resto la squadra ha lottato in tutte le zone del campo, ci ha creduto, ha fatto gioco, ripeto, se poi il calcio lo vogliamo solo giudicare dal risultato è inutile, non stiamo neanche più a commentarlo, però per me, io oggi ho visto delle cose importanti e quello che mi porta a casa è questo, il lavoro secondo me alla lunga paga sempre e bisogna crederci e andare avanti in questo modo. Prima o poi miglioreremo anche quelle che sono le nostre lacune, perché è chiaro che delle lacune ci sono, questo non lo metto in dubbio. C'era anche mister Bertolini del Brescia in tribuna e ha detto è un Sassuolo che meritava sinceramente il pareggio. Per me meritava la vittoria, sono sincera perché il pareggio ci sarebbe stato stretto, anche perché il gol è venuto su un calcio piazzato, su calcio d'angolo, io non ricordo altre azioni pericolose da parte del Vittorio Veneto, che per carità è un'ottima squadra negli elementi, nell'organizzazione, nella fisicità che esprime, anche nella determinazione, quindi questo rende ancora di più, mi rende ancora di più contenta della prestazione della squadra, proprio perché avevamo di fronte un avversario che di grande qualità. Però io credo che oggi meritavamo di vincere, se fossi anche uscita con un pareggio dal campo oggi sarei comunque uscita un po' triste, sono sincera. Grazie mister e in bocca al lupo dunque. Grazie a voi e in bocca al lupo anche a voi.